Euroregione.news. Le sfide dell'accoglienza diffusa, un partecipato convegno, quello organizzato nella grande sala del centro Balducci a Giuliano per portare esempi concreti e positivi di applicazione del modello SAI, sistema di accoglienza e integrazione, in alternativa ai CARA e ai CAS nell'ambito della complessità sfidante dell'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo, una realtà oramai strutturale e non più emergenziale che caratterizza la nostra epoca. Il sistema SAI, pochissimo applicato in Friuli Venezia Giulia, dove vengono preferite le strutture di accoglienza di grandi dimensioni con tutto il loro portato di precariato e non inclusione sociale, ha dimostrato in diverse parti d'Italia, come testimoniato dagli amministratori e rappresentanti del terzo settore intervenuti al convegno, che è strada che si può intraprendere verso la convivenza di culture, verso la formazione, il lavoro e l'inclusione. Tra gli amministratori intervenuti abbiamo avvicinato il sindaco della città di Udine, Alberto Felice De Toni. Noi come Comune di Udine abbiamo riattivato la domanda di essere parte del sistema di accoglienza e integrazione, da cui purtroppo il Comune di Udine è riuscito sotto la guida dei Fontanini. La domanda l'abbiamo fatta, non hanno ancora accolto a distanza di mesi e quindi noi stiamo aspettando con fiducia. Sappiamo che anche i fondi sono bloccati a livello generale, anche questo non è un buon segno. Credo che sia fondamentale però la collaborazione tra le istituzioni, a partire dai comuni, e tutto il mondo del volontariato, dell'associazionismo, eccetera, perché da soli le istituzioni non ce la faranno. Abbiamo bisogno, è vero, delle risorse, ma abbiamo bisogno anche di una collaborazione effettiva. Purtroppo non esiste un'agenzia nazionale che curi tutto il tema dall'ingresso, dalle frontiere fino all'accompagnamento al lavoro, e quindi questo è uno sforzo enorme che tutti gli attori devono fare per il bene comune. Quindi, signor Sindaco, il sistema va migliorato, cioè diciamo che così com'è deve farne ancora di strada per poter essere efficiente? Secondo me sono 30 anni che questo tema esiste, non è più un tema emergenziale, è strutturale. Il nostro paese è in calo demografico. Noi sappiamo che per pagare la pensione agli italiani dovremo avere persone che lavorano in età giovane. Siccome il nostro paese non riesce a far figli, ben vengano le politiche, diciamo, per aumentare i figli, diciamo, per le coppie giovani, ben vengano, ma non basteranno, e quindi noi dobbiamo immaginare l'accompagnamento sul posto di lavoro di queste persone che vogliono venire nel nostro paese. Dobbiamo insegnargli la lingua, devono diventare cittadini italiani e devono contribuire allo sviluppo dell'Italia, perché quando vengono qua da noi diventano cittadini italiani. Euroregione.news.